Bene, allora, ciao Marco. Ciao. Approfittiamo della tecnologia visto che non ci possiamo vedere, anche se non sei, siamo distanti, ma così facciamo prima. Sì, Senti, commercio abusivo, so che state lavorando su qualche cosa, mi hai mandato dei documenti, se ci dai un attimo una sì, zona. l'annoso problema delle vendite abusive, della contraffazione, degli ambulanti abusivi e quant'altro. È un fenomeno che conosciamo da vicino perché spesso e volentieri abbiamo a che fare, soprattutto sulla nostra battigia della spiaggia, ma proprio partendo da questo fenomeno presente appunto sul nostro litorale, non solo sul nostro, ma ovviamente ci tocca da vicino, avevo posto l'attenzione in sede di consiglio regionale attraverso la commissione preposta, diciamo così, ad approfondire certe tematiche e certe argomentazioni. E al che appunto l'anno scorso abbiamo cominciato un percorso, una volta posta la tematica, accolto, diciamo così, questa proposta e abbiamo cominciato, diciamo così, questo percorso di approfondimento, di analisi su tutto il mondo della vendita abusiva, del commercio illegale e quant'altro. E cominciando appunto dalle spiagge per poi aprire quel famoso vaso di Pandora che ci ha messo, diciamo così, nelle condizioni di avere una visione generale di quanto sta succedendo nel nostro Veneto. Un fenomeno, per carità, a livello nazionale, internazionale, ci mancherebbe, però nel Veneto, come dicevo, partendo dall'aspetto, diciamo così, della vendita abusiva delle spiagge, del commercio abusivo, ne abbiamo riscontrate diverse situazioni e i vari sono stati interlocutori che hanno avuto modo di poter essere presenti, essere auditi, ascoltati proprio in sede regionale, partendo anche da autorevoli figure che si conoscono, rappresentanti in categoria, tanto per dirlo sul settore Gebis piuttosto che Ascot, le amministrazioni comunali di Chioggia piuttosto che di Jesolo, la conferenza dei sindaci del litorale, che raggruppa tutte, diciamo così, tutte le componenti nell'ambito appunto territoriale, diciamo così, della costa di tutta la regione. Le forze di polizia, Guardia di Finanza in testa, soprattutto legate alla vendita abusiva del commercio, con sede a Padova, piuttosto che tante altre realtà associative, da Confesercenti, Confartigianato, Commercio, addirittura l'Agenzia delle Dogane. Insomma, abbiamo fatto veramente un excursus generale di tutti quegli attori che possono, che hanno potuto portare appunto un contributo alla discussione. E proprio ieri, neanche a farla apposta, si è concluso questo iter e si è tradotto poi con due importanti fascicoli che poi dopo rimarranno agli atti, a breve saranno anche pubblici e dunque è stato fatto un lavoro importante di approfondimento, di conoscenza soprattutto, strumenti che poi dopo potranno essere dati anche a chi analizza questi fenomeni, tipo l'università, piuttosto che altri enti che ne faranno, diciamo così, un congruo utilizzo. È emerso veramente una fotografia veramente importante, ma fenomeni anche che magari per noi potevano anche essere, diciamo così, non tanto attenzionati, come la vendita invece di prodotti online farmacologici. Dunque, la dimostrazione lampante che è un mondo parallelo che mette in difficoltà poi i venditori, i commercianti onesti e che invece vi è appunto questo mondo parallelo di criminalità, diciamo così, posso usare anche questo termine, di chi invece attraverso vari strumenti, tecnologia in primis, se ne serve e se ne fa uso vendendo appunto prodotti illegali, contraffatti e con poi dopo ricadute, specialmente quella dei farmaci, che possono essere veramente pericolosi e nocivi per la salute pubblica. Ma perdonami, a seguito di questa, diciamo, tutta questa opera di audizione, di sentire le categorie, di capire cosa sta succedendo, questo commercio abusivo 4.0 evidentemente, poi seguirà qualche cosa? C'è una proposta di legge in Sì, itinere? beh, noi adesso questo
tutto questo lavoro che è stato fatto, e dunque ringrazio anche tutti i componenti che, oltre ad avere accettato questa mia proposta di approfondire queste tematiche, hanno anche contribuito, e tutti coloro che poi dopo hanno portato il loro proprio contributo, enti compresi. E questo lavoro servirà non solo, e lo renderemo anche più funzionale attraverso anche delle conferenze ad hoc, ma soprattutto cercheremo poi di fare cassa risonanza anche a livello governativo, proprio dando un indirizzo ben preciso sulla dove più si focalizza, diciamo così, questa vendita abusiva dei prodotti. Ripeto, sono prodotti che partono, quelli che conosciamo tutti, dalla spiaggia, ma che arrivano appunto a contrasto della vendita legale di prodotti del commercio, cosmesi, e soprattutto il fenomeno che sta diventando veramente, sta prendendo piede in maniera esorbitante, quello oltre alla vendita online, ma soprattutto dei farmaci, della vendita abusiva online dei farmaci. E noi porteremo appunto all'attenzione a livello governativo tutto questo lavoro che è stato fatto, perché riteniamo che sia un lavoro importante fatto all'interno della regione, e per dar seguito poi a un qualche cosa di più concreto, analizzando e focalizzando la tematica a 360 gradi. Benissimo, allora ci terrei aggiornato, buon lavoro e buon lavoro a continuazione in regione. Non so se le vuoi vedere, non so, tu hai già Sì, sì, ho visto. già visto, dopo faccio il montaggio io. Sì, sì, sì. Così che Benissimo. a breve comunque saranno pubblici, e dunque potranno anche chi sarà interessato, avremo modo appunto di approfondire nelle sedi dovute. Benissimo, grazie molte Marco. Grazie a te, Ciao. arrivederci. Ciao, arrivederci. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.